Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Per i meriti e per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano, nostro patrono, e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone. Perdoni i nostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. La terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. I confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra il suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria, è impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli e divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi
e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. In questo primo Natale che celebro con voi come Vescovo, il pensiero va ai tanti Natali condivisi con diverse comunità, da bambino, da ragazzo, da seminarista, da prete. E invito anche voi a pensare per un attimo ai Natali vissuti nel corso della vostra vita. Quante volte in un giorno come questo abbiamo sentito risuonare l'augurio di serenità, di pace. A Natale gli auguri sovrabbondano e sebbene l'esperienza ci dica che le cose potrebbero anche andare male per quanto riguarda la salute, l'economia, i rapporti tra le nazioni e tra le persone, noi continuiamo a scambiarci gli auguri. Qualcuno allora potrebbe dire, siamo degli illusi. Non è così. È giusto, è sensato scambiarci gli auguri anche quando l'orizzonte appare dominato da tante preoccupazioni e paure. Perché in fondo anche chi non è credente, chi non pratica la religione, si augura che le cose possano andare per il verso giusto. O si è convinti che qualcosa di buono può accadere, o si muore nell'anima e nel corpo. La fede cristiana, la nostra fede, la fede che ci vede qui riuniti in questo giorno di Natale, ci permette di affermare con discrezione, ma senza incertezze, che alla base dello scambio natalizio degli auguri non c'è un'illusione, non è un inganno della natura o un trucco del cervello a farci credere che ha senso augurarci del bene, quel bene che ci è stato promesso quando siamo venuti al mondo, quando qualcuno all'inizio della nostra vita si è preso cura di noi. Ha senso farci gli auguri. Inseriti come siamo in una storia complicata, drammatica, possiamo
continuare a sperare. E qual è la ragione di fondo di questa speranza che ancora coltiviamo e che si manifesta in maniera molto semplice, forse un po' banale, con gli auguri? Continuiamo a sperare perché Dio stesso ha fatto sua la nostra storia complicata, drammatica. Se l'è caricata sulle spalle per condividerla fino in fondo. E questo è l'annuncio del Natale, che risuona con parole e immagini diverse nella Sacra Scrittura. Noi diamo fiducia a queste parole, a quelle che abbiamo appena ascoltato. Diamo fiducia all'annuncio di Isaia, che vede avvicinarsi i piedi di un messaggero di pace. Diamo fiducia alle parole della lettera agli Ebrei, che parlano del Verbo, del Figlio creatore, impronta della sostanza del Padre. Diamo fiducia alle parole con cui l'Evangelista Giovanni apre il suo messaggio, la sua buona notizia. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Diamo fiducia a queste parole e come tanti fratelli e sorelle che sono vissuti prima di noi, continuiamo ad annunciare e a insegnare alle giovani generazioni che nel bambino nato da Maria a Betlemme di Giudea, nell'uomo di Nazareth, nel crocifisso, la parola eterna di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre, la parola eterna di Dio è diventata uno di noi. O per dirla con i termini della tradizione cristiana, il Figlio di Dio ha assunto la natura umana. Non ha fatto propria l'esistenza di un singolo uomo, ma ha fatto proprio tutto ciò che noi siamo per nascita, tutto ciò che gli esseri umani hanno in comune. Lo ha detto con parole molto chiare 60 anni fa il Concilio Ecumenico Vaticano II. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo, ad ogni essere umano. E se questo è vero, ed è vero, vuol dire che dove è Gesù Cristo, là siamo anche noi, che lo sappiamo o meno. È veramente la povera carne di tutti noi, quella che giace nella mangiatoia. È la nostra carne, quella che muore sulla croce, quella che è con Lui sepolta. Dove è il corpo di Cristo? Il corpo di Cristo risorto dei morti, lì siamo anche noi. E dove siamo noi, uniti nella fede, nella speranza, è presente il corpo di Cristo. Il battesimo ci ha uniti a Lui e così possiamo renderlo presente nel mondo, credendo, amando, sperando. Rendere presente il corpo di Cristo. Questo è essere Chiesa. Nei giorni scorsi, nelle ultime 2 settimane, ho avuto la grazia di incontrare tante persone che si danno da fare rendendo presente nel mondo Gesù Cristo e il suo amore. Non che tutte abbiano esplicitamente l'intenzione di farlo, ma di fatto lo rendono presente. Ho incontrato comunità che accolgono e accompagnano persone in difficoltà, ragazzi che hanno bisogno di aiuto, bambini colpiti da gravi malattie, giovani che lottano contro diverse forme di dipendenza, anziani che hanno bisogno di assistenza. Ho incontrato uomini e donne di età diverse,
che mettono tempo, energie e competenze a servizio degli altri. Mi piacerebbe fare l'elenco di tutti i luoghi, di tutte le comunità che ho visitato in queste 2 settimane, ma sarebbe troppo lungo. Rischierei di dimenticarmi qualcuno. Ma in tutte queste persone, sia in quelle che aiutano, sia in quelle che hanno bisogno di aiuto, è presente Gesù, la parola eterna di Dio che si è fatta e si fa carne. Ed è anche grazie a queste persone che possiamo continuare ad augurarci buon Natale. Professiamo ora la nostra fede alle parole che ricordano il mistero dell'incarnazione, ci metteremo in ginocchio. Troviamo il testo del Credo Terzo al numero 33. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decendite et celis.
etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum et vita venturi seculi. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo, nel quale esultiamo per la nascita del Figlio di Dio, irradiazione della gloria del Padre e luce vera, rivolgiamo a Lui la preghiera che scaturisce dalla fede. Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché sia fedele alla missione di annunciare con gioia a ogni creatura che tu, Verbo fatto carne, sei il volto misericordioso del Dio invisibile. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie, perché il cordiale ritrovarsi di questi giorni rinsaldi i legami tra le generazioni e in te che sei la pace vengano superate incomprensioni e sofferenze. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti cercano la verità, perché nelle tenebre splenda la tua luce, nel dubbio risuoni la tua parola e nella fatica trovino in te la forza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i disoccupati, i detenuti, i profughi, perché nessuno si senta solo e abbandonato, ma tutti siano raggiunti dal tuo amore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti nel tuo nome, perché dallo scambio gratuito dei doni nasca la volontà di una rinnovata attenzione alle necessità dei poveri. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, Verbo del Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la condizione umana e darci il potere di diventare figli di Dio. Dalla tua pienezza donaci grazia e verità, perché tutte le nostre azioni siano feconde di bene.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio, dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, con me indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono, questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Maria, Vergine illibata, diede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore, Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta, con la potenza della tua benedizione,
e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo. La vigilia della sua passione. Egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestà Divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò. La Santa Comunione verrà distribuita davanti all'altare della celebrazione e davanti ai primi altari delle navate laterali.
Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Eccellenza, a nome del Consiglio pastorale di questa comunità parrocchiale, le porgo un fraterno saluto e un cordiale ringraziamento. Sono passati appena 7 mesi, proprio oggi, dal suo arrivo solenne in mezzo a noi. E allora uso un'espressione forse non proprio adatta alla circostanza, ma molto semplice e diretta, e spero anche con un pizzico di fraterna simpatia. La teniamo d'occhio, Eccellenza. Cosa fanno o dovrebbero fare le pecorelle sagge quando non intravedono più tanto bene i pascoli verdeggianti e le acque tranquille, se non tenere d'occhio il proprio pastore che le guida in letizia, cammina con loro e concretizza la speranza? Cosa fanno o dovrebbero fare le pecorelle sagge quando odono in lontananza l'ululare di qualche lupo apparentemente sempre più vicino, se non tenere d'occhio il proprio pastore che le difende, le guida e le incoraggia? Teniamoci d'occhio reciprocamente, Eccellenza, prima di tutto con il cuore e con la preghiera, poi piano piano verrà tutto il resto. Grazie di cuore del suo coraggioso sì, detto a Dio, alla Santa Chiesa, a tutti noi. Buon Natale di cuore a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie, grazie. Ci teniamo d'occhio reciprocamente perché possa germogliare qualcosa di bello, di buono. Rinnovo, confermo tutti gli auguri. Ringrazio tutti coloro che, oltre a essere qui presenti, anche hanno dato una mano per che la celebrazione possa essere veramente un momento di preghiera, di lode, di incontro con il Signore. Chiedo in particolare che ci sia una riconoscenza da parte di tutti nei confronti del coro, della corale che ha cantato, dei diaconi, dei ministranti che si sono impegnati. Grazie a tutti, un saluto e un ringraziamento a quanti ci seguono sulla Tenda TV, sulla Radio Palazzo Carli, a tutti, in particolare a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, di malattia, di solitudine. Giunga l'annuncio sincero che in Gesù il Signore è vicino e che ogni gesto buono rende presente nel mondo questa vicinanza. Il nostro venerato Padre Riccardo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli, che animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Riccardo, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono,
che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.